Pronti per Jesolo, i campionati regionali cadetti a Marostica hanno confermato la vivacità del movimento giovanile regionale, fornendo risultati di ottimo auspicio in vista della rassegna tricolore di categoria in programma tra 2 settimane allo Stadio Picchi. La manifestazione è coincisa con il 35esimo trofeo Vimar, il più longevo fra i meeting veneti. Da 35 anni è un impegno che ci vede molto presenti sul territorio, sia verso le persone che anche verso le attività sportive. Sono valori che l'azienda sia nei suoi inizi che tuttora mantiene. Vogliamo aiutare i giovani a svilupparsi e a impegnarsi come facciamo con i nostri dipendenti all'interno. Avere sponsor che così a lungo rimangono fedeli e attaccati ad una società sportiva è molto raro trovarlo oggi in Italia. Noi siamo riconoscenti a Vimar per questo e io penso che possa essere anche un punto d'orgoglio per Vimar riuscire ad abbinare la nostra disciplina sportiva, bellissima da questo punto di vista perché spazia dai giovani di 6 anni fino ai ragazzi di 16, 17 e 18 anni. In palio anche il Memorial Viaro assegnato al campione regionale di getto del peso cadetti. Ad aggiudicarselo è stato Massimo Rossi, pesista di casa che lancia da soli 2 anni ma che è già diventato una punta di diamante dell'atletica Marostica Vimar. Ho cominciato con un lancio che non mi piaceva molto, dopo crescendo, dopo 2 o 3 lanci ho cominciato a lanciare un po' più lontano e alla fine il terzo lancio della finale ho sentito che potevo lanciarlo lontano, ho cercato di spingerlo più lontano possibile, ho fatto il mio personale, insomma. Marostica è terra di giovani pesisti. Un altro volto noto passato alla categoria allieve è quello di Martina Caron, che con l'atletica vicentina ha conquistato un magnifico bronzo nella Coppa Campioni Under 20. Tutti insieme abbiamo unito i punti ed è venuto fuori un strepitoso risultato da incorniciare. Il pesista Rossi ha messo anche a segno il miglior risultato tecnico della rassegna, mentre al femminile la miglior prestazione è risultata quella di Ilaria Casarotto, giavellottista del CSI Fiam che ha lanciato a 44 e 41. Molti risultati di nomi di spicco in vista dei campionati italiani, come sottolineano i vertici regionali. Le prospettive sono positive, ci troveremo con i rivali degli altri anni, quindi con la Lombardia. Ho visto anche una buona Emilia Romagna e un buon Piemonte e quindi noi andiamo là, i ragazzi come li abbiamo visti oggi sono in condizione, tra 2 settimane pensiamo lo siano ancora di più, ce la giocheremo. Andremo con delle ottime prospettive, in particolare con la rappresentativa femminile che annovera nel proprio ambito una serie molto lunga di ragazze che appaiono nei primissimi posti, primo, secondo, terzo delle graduatorie stagionali. Ma torniamo alle gare. Un nome su tutti, Anna Schena. È la primatista italiana dei 300 cadette, già campionessa italiana cadette e a Marostica ha confermato di essere la più forte. Sì, l'agitazione c'è sempre, magari quest'anno ancora di più considerando che insomma, so come sono ad esempio i nazionali, però insomma ci si prova, anche perché è una cosa divertente, quindi ci si va anche per divertirsi, è sì una responsabilità ma anche un divertimento. All'insieme New Foods Verona le cadette vanno proprio di corsa. Ecco allora Francesca Tommasi che per non essere da meno di Anna Schena piazza nei 2000 un 6 minuti 21.04 che le vale il record regionale di categoria. Il mio allenatore mi aveva spiegato un po' come andare, che ritmo tenere, cioè fare il primo, il terzo e il quinto giro circa 1.15, gli altri 2 a 1.20. Ho fatto così, dopo l'ultimo ne avevo ancora, allora sono andata più forte. Determinazione, lucidità ed una semplicità disarmante per quest'atleta che al primo anno da cadetta si accontenterebbe di un secondo posto nazionale. Vincere gli italiani non penso di farcela perché la prima 10 secondi in meno
mi accontento del secondo posto. Tornando alla velocità, nei 300 piani spunta il nome di Fabrizio Talamini, campione regionale della Silca Conegliano, che stacca il lascia passare per gli italiani. Non me l'aspettavo sinceramente, perché avevo paura di essere partito troppo forte e gli ultimi 100 metri è arrivato anche il ragazzo che correva in prima, che credevo mi battesse, ma è caduto purtroppo e quindi per fortuna ho vinto io. Un'altra società del Trevigiano che piazza 2 suoi atleti sul gradino più alto del podio è l'Atletica Veneto Banca Montebelluna. Piglia tutto negli ostacoli con Elena Marini e Francesco Toffolo. Mi sono sentito bene, tranne gli ultimi metri un po' stanco. Mi è ceduta un po' la gamba, dato che avevo un infortunio, ma tutto sommato è andata bene. Spero di andare bene anche agli italiani, spero di arrivare primo, ma sarebbe già una buona cosa arrivare tra i primi 3. È stata bella perché non pensavo di riuscire a arrivare prima e verso la fine però ho visto che riuscivo a dare ancora di più e ce l'ho fatta. C'è stata una preparazione adeguata in pratica da luglio in avanti, dove abbiamo deciso di lasciare da parte il pentathlon, che era una gara un po' massacrante per questi 2 atleti e anche per altri, e dedicarsi soprattutto alla gara dove loro avevano maggiore chance. Un'altra veneta che punta in alto agli italiani è la campionessa regionale Sara Brunato, prima a Marostica nell'alto con 1,60. Mi sentivo carica, sono venuta qua infatti con l'obiettivo di fare 1,70 e ci speravo di farlo, non ce l'ho fatta. Vedremo tra 2 settimane agli italiani che lì ci darà dentro. Per chiudere, ecco ancora i lanci. Disco maschile con il nuovo campione regionale Eric Vanzo, raggiante per essersi migliorato di 4 metri. Avevo di record un 31 e poco più, e fare un 35,5 è stato una bella emozione. E per Jesolo, non so se vado col peso o col disco. Spero col peso perché mi piace di più e proverò a fare il mio meglio. Eric Vanzo è arrivato inoltre secondo nel getto del peso ed ha contribuito alla vittoria di squadra del Marconi Cassola, che si è aggiudicato il 35esimo trofeo Vimar. Con lui sul gradino più alto del podio Beatrice Fiorese nel lungo con 5,38 e seconda nei 300 piani, e fra gli altri Stefano Brunello nel martello cadetti con 47 metri e 92. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.